Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Finalmente piove, acquazzoni in gran parte della Sicilia, da Palermo a Enna alla provincia di Catania. Sui social coro di sollievo per la pioggia dopo i mesi di caldo e siccità. Ma ci vorrà del tempo per considerare risolta la crisi idrica. Ad Agrigento è in corso la guerra dell'acqua, irrigazione alle colture, ma le case restano a secco. Cenere lavica, emergenza o evento fisiologico? E botta e risposta tra il governatore Schifani e il ministro Musumeci. Da domani a Catania in spazzatrici in azione per rimuovere la sabbia vulcanica. Gli diagnosticano una gastroenterite, ma era un infarto e muore. Nuovo presunto caso di malasanità ad Avola. La morte di Alain Delon, tra i tanti ruoli interpretati nella sua carriera, anche quello del principe Tancredi nel Gattopardo di Visconti. 50 anni dopo tornò a visitare il Palazzo del Sette. Calcio, successo per 2-0 ieri sera per il Trapani contro il Monopoli. Granata qualificata agli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C. In tanti l'hanno bramata per settimane e finalmente è arrivata la pioggia. Temporali a macchia di leopardo da Palermo a Catania, da Enna a Messina, a dare un po' di ossigeno ai siciliani da mesi stretti nella morsa del caldo. E sui social corre la notizia. Orazio Longo. Amici, incredibile, c'è il diluvio universale a Enna Bassa, guardate, tuoni, lampi, finalmente piove. Eccolo Sassa Salvaggio mentre abbraccia la pioggia da Enna Bassa. Sì, che ne abbiamo bisogno contro la siccità, sì. Però magari esagerato. Qui invece siamo a Palermo. Lo scroscio d'acqua è robusto e fragoroso. Insomma piove, la notizia corre sui social, guarda come piove, facile refrain da citare assieme a Modugno che cantava piove piove sul nostro amore. E non ci sarebbe clamore se non fosse che ci ritroviamo al culmine di una crisi idrica senza precedenti che ha colpito drammaticamente gli agricoltori siciliani e le città in un'estate afosa che non ha concesso tregue. Non che tutto sia colpa del clima, si intende, l'abbiamo più volte detto. Ma adesso piove ed è già qualcosa. A Fiumefreddo, a Giarre e a Mascari, nel Catanese, sono arrivate decine di segnalazioni di allagamenti nella zona di Fondachello. A Riposto e a Lingua Glossa sono intervenuti i sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Catania. Momenti di panico improvvisi e allarmanti richieste d'aiuto, poi è tornato il sole. Le previsioni dicono che la giornata di domani trascorrerà con piogge e temporali su tutte le regioni peninsulari, allerta gialla anche sulla Sicilia tirrenica, per il resto più soleggiato e asciutto. E intanto continua il controesodo, ma anche l'arrivo dei vacanzieri post Ferragosto, oltre un'ora in media i tempi d'attesa ai traghetti, piano straordinario di Caronte in Tourist con 8 navi in servizio e 4 unità schierate da Blue Ferries. Traffico intenso ma scorrevole anche su A18 e A20, con qualche coda alle barriere di Messina Sud, Tremestieri, San Gregorio e Villafranca. Ma naturalmente non basteranno gli acquazzoni di questi giorni a risolvere la crisi idrica che ha radici lontane. Ad Agrigento è in corso la guerra dell'acqua, irrigazione va alle colture di eccellenza, ma le case restano a secco. È stato riparato in tempi record il guasto al campo pozzi di Favara di Burgio che aveva ridotto la capacità idrica dell'acquedotto del Voltano, facendo scoppiare la guerra dell'acqua nell'Agrigentino, uno dei territori maggiormente colpiti dalla siccità severa che ha messo in ginocchio un po' tutta la regione. Non basta infatti l'irrigazione d'emergenza avviata ieri dall'ufficio speciale istituito dalla Protezione Civile regionale su indicazione del presidente Schifani. L'acqua arriva per salvare le colture DOP e IGP, ovvero la pesca di bivona, l'arancia di Ribera, ma non basta per tutte le altre colture, per così dire ordinarie del comprensorio, e soprattutto non risolve i problemi della distribuzione delle case. C'è un intero quartiere di Agrigento, Fontanelle, in grande difficoltà. In una situazione già complessa con l'acqua a singhiozzo, il guasto aveva peggiorato tutto. I tecnici di Sicilacque sono intervenuti per sostituire una elettropompa del campo pozzi Favara di Burgio e l'intervento si è concluso in 1 giorno e mezzo rispetto ai 3 giorni previsti. Ma a Fontanelle la distribuzione era difficile anche prima e così il guasto è stata la scusa
scusa per far scattare lo scaricabarile. AICA, il gestore locale, accusa Sicilacque di aver fornito il prezioso liquido da una presa troppo bassa rispetto ai serbatoi e per questo l'acqua non arriva e di aver installato autonomamente, poi annuncia, altri impianti di sollevamento. Nel mezzo del rimbalzo di responsabilità restano i cittadini senza acqua, anche se da stasera o massimo da domani la situazione dovrebbe già migliorare almeno un po'. E poi c'è l'altra emergenza di questa estate, quella della cenere lavica, che riguarda Catania e molti comuni della sua provincia. E botta e risposta tra il governatore Schifani e il ministro Musumeci sullo stato di emergenza. Intanto domani parte il piano di spazzamento. Tonino De Mana. La regione, per bocca del governatore Schifani, lancia il suo grido d'allarme e chiede lo stato d'emergenza per la cenere dell'Etna. D'altro canto il ministro alla protezione civile, Nello Musumeci, che sul quotidiano La Sicilia parla di evento fisiologico ma non di emergenza, ipotizzando una gestione sovracomunale per raccolta, conferimento ma anche riutilizzo della sabbia vulcanica. Visioni contrapposte ma che sicuramente necessitano di azioni urgenti e concrete, visto che le eruzioni dell'Etna sono ormai frequenti. Cenere su cenere che le amministrazioni locali faticano a gestire, con enormi disagi, pesanti danni all'economia ma anche alla salute dei cittadini. Chiediamo a Roma di intervenire, tuona Schifani, perché con fondi regionali e i mezzi a disposizione dei comuni occorrerebbe oltre un mese per eliminare il materiale vulcanico. Occorre, ha detto, un'azione urgente e straordinaria e nelle prossime ore fino al 24 agosto a Catania scatta il piano straordinario di spazzamento per ripulire la città duramente colpita dall'eruzione di Ferragosto. Spazzatrici che erano comunque entrate subito in azione per liberare il centro storico anche in vista delle celebrazioni per Sant'Agata d'estate. Capitolo porta a porta, Gema comunica che la raccolta dei sacchetti di cenere avverrà il 21 e 28 agosto, il 4 e l'11 settembre. Lite a Caltanissetta tra un pastore e un generale dei carabinieri. Il generale in questione è Rosario Naro, il padre di Aldo, il giovane medico morto in seguito ad una rissa nella discoteca a Palermo nel 2015. Non c'è pace per la famiglia Naro, balzata agli onori delle cronache dopo una tragedia che risale a 9 anni fa, che rappresentò l'inizio della lunga e mai interrotta recrudescenza della violenza di strada a Palermo. L'ultima vicenda riguardante la famiglia è una lite fra il generale Rosario Naro e un pastore nisseno. Secondo quanto scrive l'agenzia di stampa ANSA, i due sarebbero entrati in conflitto dopo l'ennesimo sconfinamento del gregge del pastore entrato nel terreno del generale Naro. Gli animali, secondo il proprietario del terreno, avrebbero rovinato le piante di ulivo, per questo sarebbe scoppiata la lite fra il generale proprietario, che già altre volte aveva rimproverato il pastore per questi sconfinamenti, e il proprietario delle pecore. Una lite al culmine della quale il pastore avrebbe colpito il generale alla testa con un bastone, questi avrebbe reagito sparandogli a una gamba. Entrambi sono dunque finiti in ospedale con ferite di varia gravità, ma nessuno in pericolo di vita. Il generale è proprio il padre di Aldo Naro, il giovane neolaureato in medicina rimasto ucciso al culmine di una rissa in discoteca a Palermo il 14 febbraio del 2015. Per quella violenta aggressione avvenuta davanti alla discoteca Goa sono già state pronunciate alcune condanne nei confronti di un buttafuori in particolare, ma ci sono ancora posizioni penali aperte. Una perizia dello scorso mese di marzo ha ribaltato il risultato del primo processo, stabilendo che è impossibile che il colpo mortale sia stato soltanto uno, come ipotizzato nella prima sentenza. Ora, a distanza di 9 anni, questa nuova vicenda sulla quale indagano i poliziotti della squadra mobile di Caltanissetta. Ennesima truffa che questa volta ha messo in campo un finto avvocato a Palermo. Un uomo ha chiamato un'anziana dicendo che la figlia aveva avuto un grave incidente, servivano subito soldi per evitare il carcere al familiare. La truffa che va avanti e miete vittime, nonostante gli spot organizzati per informare i pensionati, è stata messa a segno nei confronti di una donna che abita in via Monte San Calogero. Temendo conseguenze per la figlia, la vittima ha consegnato al truffatore ben 2.000 euro prelevati da un bancomat e alcuni gioielli. Dopo Patti e Partinico, un nuovo presunto caso di malasanità nel siracusano. Questa volta un uomo va in ospedale per un malore, gli diagnosticano una gastroenterite ma muore per infarto. Emanuela Corsi.
Un nuovo presunto caso di malasanità si aggiunge alla lista degli episodi avvenuti negli ultimi giorni in Sicilia. Questa volta siamo ad Avola, nel Siracusano, dove un uomo di 53 anni, colto da malore, è stato portato in ospedale. I medici gli avrebbero diagnosticato problemi intestinali anziché un infarto e sarebbe deceduto dopo poche ore dalle dimissioni. A rendere noto l'episodio oggi è il quotidiano La Sicilia. I fatti risalgono alla vigilia di Ferragosto, quando l'uomo avrebbe iniziato ad accusare dolori al collo e all'addome, sudorazione e formicolio agli arti inferiori. Dopo essere stato visitato al pronto soccorso dell'ospedale di Maria, è tornato a casa, ma i sintomi non sarebbero scomparsi, anzi sarebbero peggiorati. Per i medici di turno in ospedale si trattava di una gastroenterite, tanto che gli hanno somministrato un farmaco per tamponare il vomito. Tornato a casa però l'uomo ha continuato ad accusare dolori al torace e alle spalle con conati di vomito e fatica nella respirazione, fino a quando non si è accasciato a terra privo di vita. I familiari hanno subito sporto denuncia ai carabinieri e la procura di Siracusa ha aperto un fascicolo. Nei giorni scorsi altri 2 sospetti casi di malasanità sono accaduti a Patti, dove una donna è deceduta in ospedale dopo essere stata dimessa dal pronto soccorso, e a Partinico, dove un'altra donna è morta nel nosocomio. Secondo il marito le sarebbe stato somministrato un farmaco a cui era allergica. Gli agenti di polizia sono intervenuti la scorsa notte per sedare una rissa tra una ventina di giovani alla Vucciria in piazza Caracciolo a Palermo. I poliziotti sono riusciti a fermare la violenza e a disperdere i ragazzi evitando ben più gravi conseguenze. Sono in corso indagini per individuare i partecipanti all'aggressione. Nel corso dei controlli sono stati multati 4 pub. È morto Alain Delon, un grande volto del cinema internazionale. 88 anni, è stato stroncato da una malattia. Nel Gattopardo interpretò il principe Tancredi. Innamorato della Sicilia, ritornò sul set 50 anni dopo le riprese. Francesco Aloi. È un giorno triste per il mondo del cinema che perde il grande Alain Delon. Francese, 88 anni, era innamorato dell'Italia e naturalmente della nostra Sicilia. Qui dove ha vestito i panni di Tancredi Falconeri, nipote del principe di Salina, nel Gattopardo di Luchino Visconti. Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi. In queste immagini vediamo il suo ritorno a Palazzo Gangi, Palermo, 54 anni dopo il Ciak. Una lunga carriera con alternanza tra cinema d'autore e cinema commerciale, amato ma anche premiato, come nel 95, quando a Berlino riceve l'Orso d'Oro, o nel 2019, quando a Cannes gli viene conferita la Palma d'Oro. Poi la malattia che da qualche anno lo ha fermato, portandolo adesso alla morte. Un ultimo viaggio a cui lui pensava già. So che devo partire, più tardi sarà il meglio. Partirò comunque, questa è l'unica sicurezza che abbiamo. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo dopo con altre notizie, parleremo tra l'altro della pugile Angela Carini che dopo le polemiche alle Olimpiadi adesso è diventata testimonial del ponte sullo Stretto. A tra poco. Dal ring al ponte sullo Stretto, la pugile italiana Angela Carini al centro delle polemiche per il suo ritiro durante l'incontro con l'algerina Eman Khelif durante le Olimpiadi di Parigi. A sorpresa è la testimonial di uno spot di WeBuild, che è la società che costruirà l'imponente infrastruttura, e sui social non manca l'ironia. Ora caschetto rosso in testa e tra le testimonial arruolate da WeBuild per il ponte sullo Stretto. Stiamo parlando di Angela Carini, la pugile italiana protagonista dell'incontro delle polemiche che ha accompagnato le ultime Olimpiadi. La pugile azzurra appare nei video promozionali della campagna intitolata WeBuild per lo sport, costruire un sogno, storie di campionesse. Alla 25enne napoletana è stato affidato il compito di rappresentare l'audacia, la perseveranza, la resilienza, la tenacia e la passione. L'avversario più difficile? Vincere te stessa. Il video però sarebbe stato realizzato prima della popolarità della pugile ottenuta ai Giochi Olimpici e sui social scatta subito l'ironia. Se il famigerato ponte che dovrebbe realizzare WeBuild avrà la stessa resistenza della Carini, siamo in una botte di ferro, commenta un utente. Qualcun altro spera invece che anche il ponte non crolli dopo 46 secondi.
E siamo agli spettacoli. Renga e Neck hanno infiammato il Teatro di Verdura a Palermo, tutti in piedi per parlare i grandi successi di due artisti amici da anni anche nella vita. Un sabato sera di caldo ma anche di musica a Palermo. Neck e Renga con la loro adrenalina infiammano il Teatro di Verdura. Palermo forte con noi. Angelo, prenditi cura. Cellulari alla mano e tanta voglia di divertirsi, cantando e ballando. Amici da anni ed anni, poi l'idea di far convogliare i loro feeling in un duo. Così tutta la loro energia la sprigionano sul palco, facendo un medley dei loro più grandi successi. Loro si definiscono una boy band in età adulta. Allo scorso Sanremo sono arrivati quintultimi, ma la loro musica va oltre ogni classifica. Il podio è sempre il loro. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva per parlare del successo del Trapani. Successo per 2-0 ieri sera del Trapani, siamo al calcio, al provinciale contro il Monopoli. Granata qualificate agli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C. Ci dice tutto Sergio Colosi. Qualificazione agli ottavi e Merrola in arrivo. Il Trapani vola in Coppa Italia di Serie C e sul mercato si assicura il talento di Davide Merrola, battendo in volata la concorrenza del Catania e iscrivendosi tra le favorite per la promozione in B. Al provinciale, davanti a quasi 4.000 spettatori, i Granata dopo la Cavese superano 2-0 il Monopoli. Il tecnico Torrisi schiera il capitano Sabatino in difesa a sinistra. Dall'inizio nel tridente c'è Lescano con Canutè e Fall. Trapani determinato e in crescita rispetto alla prima uscita di Coppa. Lescano ci prova in un paio di occasioni, ma il vantaggio al minuto 42 di Karic, che di piatto supera Vitale. La gara diventa più vivace, il Monopoli reagisce e Seculin salva. Dalla parte opposta Lescano colpisce la parte interna della traversa. Prove generali del raddoppio che si concretizza al 57esimo con un diagonale chirurgico di Canutè, già decisivo contro la Cavese. All'entusiasmo del campo si aggiunge quello di un mercato stellare. Merrola firmerà un contratto pluriennale e ritrova Lescano, suo compagno a Pescara, con Zeman in panchina, 28 gol e 12 assist per i due attaccanti. In arrivo anche il terzino destro Valietti dal Genoa, in uscita il trequartista Balla. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.